Buonasera e benvenuti amici di Fanner, qui alla Stella Azzurra, dove si giocherà la 10ª giornata della Serie A della Lega Calcio a 8, una di fronte all'altra il COD 272 e il Testaccio Calcio a 8, due squadre che sono tra quelle che hanno l'attacco più prolifico di questa stagione. Le due squadre hanno seguito il seduto di Ito e a dar via il match sarà il COD 272 in maglia bianca contro il Testaccio Calcio a 8 che viene alla Stella Azzurra in maglia nera. Tutto pronto per l'inizio del match, gli arbitri controllano i due portieri, a dar il via al match saranno Biagioli e Palmieri. Nel tempo l'arbitro ha un problema, c'è un problema con il pallone, Biagioli chiede che sia sostituito. Stanno scegliendo il miglior pallone. Mentre le due squadre stanno comunque tenendo caldo il corpo, riscaldandosi in campo. Una serata molto fredda, quella di questa sera. Sarà Palmieri a dare il via al match e comincia subito con il possesso palla del COD, della squadra in maglia bianca. C'è il pressing di Mirante, lancio lungo a cercare proprio Palmieri, la controlla Fagioli prova a liberare il destro, facile la presa bassa per Boni che va a giocare sulla destra, palla ancora indietro verso il numero 3 Perucca che lancia lunghissimo alla ricerca del numero 9 Baldassarre, non riesce a controllare però la sfera il Testaccio, però riesce comunque alla fine a recuperarla con Codignoli e a giocare con Mirante che torna indietro. Si riprenderà con una rimessa con le mani per il Testaccio, a batterla sarà il numero 27 Martino che andrà a giocare in avanti alla ricerca di Baldassarre, pressato da dietro dal numero 2 da Stolfo, riesce a guadagnare una rimessa con le mani il COD che va a lungo, però non c'è nessuno, solo maglie nere, può ripartire il Testaccio, palla nei piedi di Tisei che prova a salire, serve indietro Codignoli che torna indietro sul suo difensore centrale, il numero 3 Perucca che va a giocare sulla destra, lancio lungo, chiusura e palla che termina in rimessa dal fondo per Boni. La giocata sulla sinistra, poi in direzione di Tisei che non riesce a controllarla, palla che termina in rimessa laterale per il COD, giocata in avanti, ancora indietro sul centrocampo sul Cilfone, pressato da Codignoli, riesce comunque a mantenere il possesso del pallone il COD, poi è recuperata solo per un momento da Martino e palla che termina in rimessa laterale per gli uomini in maglia bianca che ora possono giocare con Cilfone, ancora in avanti in direzione di Fagioli, a spazio per liberare il destro, palla che termina di molto a lato. La conclusione, la seconda in questi primi 2 minuti di partita, tentata dal numero 8 del COD. Palla che ora viene giocata sul difensore che va in avanti, il tocco di giocatore del Testaccio, palla che però termina fuori
giocare sarà l'estremo difensore Rossi. Ora il palleggio da parte del COD, il tentativo lungo, Baldassarre recupera il pallone, esce Rossi e la fa sua. Facile su Baldassarre, poi Rossi che va a giocare lunghissimo in direzione del numero 9 che ha commesso fallo. Palmieri, è battuta veloce, calcio di punizione, ma sarà da ripetere la battuta di Codignoli. A giocare ora è Martino. Sia Martino che Perucca sul pallone preferiscono giocare sulla sinistra. Possesso palla da parte di Alaimo che torna indietro su Perucca che va in avanti, lo scambio con Mazzesi che trova una conclusione, scusate, era Simone Mirante, una grandissima conclusione che beffa Rossi. 1-0 per il Testaccio. Sblocca il match il numero 14 Simone Mirante, una grandissima conclusione da fuori, non ha potuto nulla Rossi. E ora il COD che è costretto subito, dopo 3 minuti e mezzo circa, a dover inseguire il Testaccio. Possesso palla di Perucca, ancora Laimo. Laimo va in avanti a cercare Mirante che scambia veloce con Baldassarre che entra in area di rigore. Baldassarre beffa Rossi in 2 minuti il 2-0 del Testaccio. Azione tutta in velocità. (2-0) quindi per il Testaccio. 2 minuti da incubo per il COD 272 che aveva iniziato comunque la partita cercando soluzioni offensive, ma è stato il Testaccio a finalizzare le 2 occasioni capitate tra i piedi prima di Mirante e poi di Baldassarre a tu per tu con Rossi. Il tentativo da fuori, palla che termina fuori. Nessun pericolo per Boni che può giocare con calma su Perucca che va in avanti, è recuperata per un momento solo la sfera, poi riesce comunque a recuperarla il COD con Palmieri che va a giocare sulla sinistra verso Fagioli che cerca una conclusione che si spinge altissima. Sta cercando il COD il gol per rientrare comunque nel match, per portarsi sotto di una rete sola. Ora Codignoli che vanno avanti a giocare su un Mirante, prova a partire Mirante in velocità, è chiuso dal rientro del difensore del COD. Tanto si era portato anche fuori il pallone, il numero 14 del Testaccio. Anzi no, ha commesso direttamente fallo Mirante, battuta la punizione su Cilfone che rischia sulla pressione di Codignoli, poi va a giocare sulla sinistra verso Mirko La Rosa che lancia lunghissimo in direzione del suo attaccante Palmieri, palla che termina in rimessa laterale per il Testaccio con una Laimo che ne guadagna una seconda rimessa laterale. La stessa identica posizione per il Testaccio che va a giocare lungo su Baldassarre che prova a girarsi, ma c'è il rientro di Cilfone. Baldassarre di prepotenza gli soffia il pallone e va a giocare su Mirante. Ancora il COD che recupera il pallone, prova a distendersi sulla sinistra con Fagioli. Ottima la chiusura di Martino, è rimessa laterale per Mirante, ancora Codignoli. Partita come volevano le previsioni, molto frizzante, con 2 squadre che giocano comunque un calcio molto offensivo. Ora Codignoli prova a partire in velocità il Testaccio, c'è la chiusura difensiva e poi la sfera nei piedi di D'Astolfo. Si è allargato sulla destra Severini, riesce comunque a continuare a giocare sulla sinistra D'Astolfo, poi va a giocare su Cilfone, palla in direzione di Severini che alza la testa, vede Fagioli che va con il destro, la conclusione è stata deviata fuori, si salva Boni. Sarà quindi angolo per il COD. Salgono i saltatori alla ricerca del gol
la palla al centro in direzione di Fagioli che va a colpire di testa, palla che però termina sul fondo. Sarà rimessa per Boni. Sarà proprio il portiere a rimettere in gioco la palla. Non c'è una grossa pressione del COD, la palla lunghissima con le mani, arriva nella difesa, poi Severini che l'appoggia senza nessun problema al portiere Rossi, che può far ricominciare l'azione con calma. Cilfone in avanti, dove però non c'è nessuno perché c'è Mirante, ma poi ancora una volta recuperata da Cilfone, la palla che va a finire sulla destra nei piedi di La Rosa. Il passaggio deviato in rimessa laterale dall'altro lato del campo su Cilfone. Chiama il pallone Mirko La Rosa, viene servito il cross al centro di La Rosa, esce Boni e la fa sua e predica calma mentre gioca sulla destra in direzione di Martino che lancia lunghissimo verso T6, esce Rossi con i piedi, va a giocare in avanti su Severini, poi Cilfone in direzione del numero 9 Palmieri che cerca una conclusione che si spinge alta. Altra opportunità costruita dal COD. Ora Alaimo a giocare sulla destra in direzione di Mirante che può aprire gioco in direzione sempre di Alaimo che prova a crossare al centro, viene quasi un tiro in porta e palla che termina fuori di pochissimo. Era un cross per T6, è diventato un tiro cross, palla che è uscita di pochissimo, per poco non riusciva a beffare l'estremo difensore Rossi per la terza volta. Il Testaccio che ora con il COD che prova a salire, chiusi da un fallo su Fagioli. Sarà quindi punizione per il COD, opportunità di segnare la prima rete, la punizione circa dalla tre quarti. Sarà Cilfone ad andare con il destro, 3 uomini in barriera per Boni. Parte Cilfone con il destro, palla che termina alta dopo la parata di Boni, quindi è calcio d'angolo. Calcio d'angolo di cui si incaricherà la battuta Severini che va al centro, mette fuori di testa Codignoli dove c'è Mirante che può controllare il pallone e servirla sul suo compagno, tenta un pressing, il COD riesce a recuperarla infatti con Palmieri, poi non può mantenere il pallone in campo e se lo porta in rimessa laterale. Sarà quindi rimessa per Martino, per il Testaccio. Sono passati 10 minuti circa dall'inizio del match, un fallo su Baldassarre, punizione per il Testaccio. Sul pallone Martino, il pallone Mirante, scusate, chiede la distanza. Mirante potrebbe cercare il bersaglio grosso, una posizione comunque molto distante, anche defilata comunque sul centrocampo, spostato verso il lato delle panchine. Parte Mirante con il mancino, palla che si spinge altissima, poi va a giocare in avanti Rossi verso Severini, la pressione di T6 per ancora Severini, ma la recupera poi Alaimo subendo fallo, punizione. Sarà quindi punizione per il Testaccio. Punizione per il Testaccio. A battere sarà il numero 6 T6. Parte T6 con il destro direttamente in porta, palla che si spinge alta di poco. Sarà quindi nuovamente Rossi a metterla in gioco sulla sinistra. Difesa del COD
prova a impostare, a cercare spazi nelle fitte maglie del Testaccio. Ora la palla è lunga verso Severini, non riesce nello stop, sarà quindi rimessa alla laterale per Alaimo, che va a giocare su Codignoli, messo giù da Palmieri senza fallo. Può partire Palmieri, si porta la sfera sul destro, conclusione alta di pochissimo. La palla lunghissima di Boni a cercare Baldassarre, che non riesce però a toccarla. Fa buona guardia alla Rosa, prestato da Tisei, ancora la Rosa, e riesce a guadagnare una rimessa con le mani. Quindi laterale ancora per il difensore Mirko La Rosa, che può giocare in avanti verso Severini, ma ci mette la testa di 6 e va a giocare su Codignoli. Ancora Codignoli di potenza riesce a passare, poi la scivolata considerata regolare di D'Astolfo, che va a far giocare davanti Fagioli. Cilfone dopo il passaggio di Palmieri, ma Cilfone si vede intercettare il passaggio. La palla ora sulla destra per Mirante, che ha spazio per salire, chiuso nuovamente da D'Astolfo. E ora ancora il Code, che prova a partire in velocità con la Nata, che ha provato a servire Palmieri, che è stato chiuso. Ancora Mirante sulla destra, salta un uomo Mirante, ne punta un altro, è chiuso molto bene dal difensore, che può far ripartire l'azione del Code. Torna indietro su Mirko La Rosa, che va in avanti, c'è Alaimo, che può controllare il pallone e giocarla sul suo compagno. Ora T6 lungo l'out di sinistra, prova il numero T6, chiuso fallosamente. Il numero 6 del Testaccio, passaggio verso ancora T6, pressato, ma riesce comunque a far partire il passaggio. Per poco Cilfone non riesce a recuperarla. Ora Severini, Cilfone che riesce a controllare il pallone per il Code, può ripartire da Stolfo, che va in avanti in direzione di Palmieri. La palla termina tra i piedi di Boni. Ancora il Testaccio in avanti, il pressing, palla recuperata dalla Imo, che riesce a metterla giù, però comunque la Rosa la controlla. Severini su Cilfone, la palla in avanti verso Palmieri, che prova a girarsi al limite dell'area di rigore. Ancora Palmieri, è chiuso dalla ottima chiusura difensiva di Perucca. Poi Mirante la controlla e va a giocare su Codignoli. Il pressing di Cilfone, pressing falloso, sarà quindi calcio di punizione per il Testaccio. Subito battuto sulla destra in direzione di Martino, che prova a lanciare verso Baldassarre, e c'è un fallo che spezza comunque il momento lungo confusionario. E ora Severini sulla destra va in avanti a cercare Fagioli, che è messo giù fallosamente. Quindi è punizione molto interessante oltretutto per il Code 272. Sono due gli uomini che sono sul punto di battuta, ci sono sia Severini che Cilfone, mentre Boni sistemerà probabilmente 3 uomini in barriera. Più rimane alto Mirante in previsione di una possibile ripartenza dovuta a una ribattuta, posizione che forse è più favorevole per il mancino Severini. Parte infatti proprio Severini con il mancino direttamente sulla barriera. Occasione sprecata per il Code, che comunque guadagna una rimessa con le mani di Cilfone, che va a giocare su Palmieri. Palmieri non ha spazio per girarsi, è costretto a ricominciare su D'Astolfo, che cambia gioco sulla sinistra. Ancora il palleggio, il cross al centro basso, Boni la fa su, il cross cercato da Lanata, ma Boni è stato bravo a posizionarsi nello specchio della porta e farla sua. Ora il lancio lunghissimo verso T6, troppo lungo, è rimessa a laterale per Mirko La Rosa su Cilfone. Cilfone salta a Baldassarre, poi lancia lungo, ma c'è
Mirante a farla la sua, ancora Cilfone, ma Tisei gli soffia il pallone, va a giocare sulla destra verso Baldassarre, però il passaggio di scambio in direzione di Tisei troppo lungo, è facile per Rossi farla sua e far ripartire Severini che lancia lungo verso Palmieri, scivola il piede d'appoggio di Palmieri e quindi perde anche il controllo del pallone che lo è recuperato dal Testaccio con Codignoli che prova a partire, va ancora Codignoli, prova a liberare il mancino, l'ultimo tocco è di un giocatore del COD e quindi calcio d'angolo, anzi no, l'ultimo tocco è stato di Codignoli, quindi è rimessa dal fondo per il COD, battuta velocemente in avanti su Fagioli che prova a cercare spazi per giocare, sbaglia la misura del passaggio in direzione di Lanatà, quindi è rimessa con le mani per il Testaccio. Tisei in avanti a cercare Mirante, palla che però termina fuori, battuto su Cilfone, la rimessa laterale, Mirko La Rosa su Cilfone in avanti verso Fagioli che prova a liberare il destro, Boni si oppone con una parata bellissima, molto scenica, in calcio d'angolo. Battuta Severini, raso terra, sfila il pallone in mezzo all'area di rigore, non c'è nessun piede del COD per poter metterla dentro, è costretto Cilfone a ricominciare in avanti su Fagioli, ancora Cilfone, lungo l'out di destra, alza la sfera, tocco indietro di Mirko La Rosa, il tiro di Cilfone che termina fuori, pronto a riprendere il match dopo il time out chiamato dal Testaccio, giocarla sarà Boni su Perucca che lancia lunghissimo in direzione di Mirante, troppo lunga, palla che sfila in rimessa laterale per Mirko La Rosa, va a giocare in avanti in direzione di Palmieri, ora Cilfone che soffia il pallone a Baldassarre, il tentativo di Fagioli, palla che però si spenge altissima sopra la porta di difesa da Boni che può giocare lungo in direzione di Baldassarre che è messo giù fallosamente, punizione per il Testaccio, anzi no, punizione per il COD, battuta su Mirko La Rosa, ora Cilfone che va a giocare sulla sinistra verso Lanatà, indietro su D'Astolfo, dribbling di D'Astolfo un po' rischioso, comunque riesce a mantenere il possesso del pallone su Baldassarre, D'Astolfo sale con la palla al piede, va a servire Lanatà ma c'è la chiusura perfetta di Mirante, può partire Baldassarre in contropiede, non riesce perché è chiuso e è costretto a ricominciare su Mirante che sbaglia la misura del passaggio, Palmieri la recupera, poi è spazzata via dalla difesa del Testaccio, rimessa a laterale di cui si incaricherà la battuta il solito Mirko La Rosa. Ancora La Rosa che va in avanti a cercare Palmieri, prova a girare il pallone al volo e ci riesce per Fagioli che è chiuso fallosamente, punizione per il COD 272 da posizione interessantissima. Un'altra occasione da calcio di punizione, la terza punizione per gli uomini in maglia bianca. Pallonata uno, pallonata, Dario, pallonata. Tre uomini in barriera nuovamente per Boni e nuovamente Cilfone sul pallone. C'è anche Fagioli ma si defila, probabilmente sarà il numero 3 del COD ad andare in porta. Porta 4 in barriera. Anzi no, Mirante va a coprire. Quindi tre uomini in barriera per Boni. A battere sarà Cilfone che andrà con il destro direttamente sulla barriera, sfera che rimane lì, poi è messa fuori di testa da Laimo, rimessa laterale per Mirko La Rosa, battuta verso Severini, si alza il pallone, prova a girarsi, rientra a Baldassarre che fa ripartire il contropiede di Mirante, però è solo, va a giocare sulla destra verso Baldassarre che entra in area di rigore, Baldassarre, il tiro di Baldassarre e il gol, l'errore di Rossi permette la doppietta del numero 9 del Testaccio, 3-0.
Sarà un minuto da recuperare di questo primo tempo. Il tentativo di Cilfone che si spenge altissimo. Il Boni potrà rimettere in gioco il pallone con le mani, piena tranquillità, avanti 3-0. Il Testaccio che riesce a risalire così. Questo se dovesse modulare la Rosa in avanti verso Severini. Indietro sulla Rosa, il palleggio di La Rosa verso Cilfone. Ancora Cilfone, pensava dietro da Baldassarre. Cilfone riesce comunque a servire i fagioli. Poi il pressing di Mirante che fa una rimessa laterale al Code. Battuta su Severini in avanti, troppo lunga però la palla per Palmieri. Si riprenderà con una rimessa dal fondo per Boni che lancia lungo, troppo lungo, palla che termina direttamente fuori quando arriva anche il duplice fischio della fine del primo tempo. Tutto pronto per la ripresa del secondo tempo con il risultato di 3-0 per il Testaccio. Prova subito Giuliani ad andare in porta, ribattuta dal corpo di Palmieri, in rimessa laterale, battuta in avanti da Laimo verso T6. Ancora Giuliani prova il tacco, subentrato momentaneamente a Martino. Era Cilfone che palla che va in indietro su Mirko La Rosa verso la destra, ancora D'Astolfo sul numero 10 Anello, sbaglia la misura del passaggio ed è recuperata da Cilfone che prova a far partire T6, chiuso dalla difesa, palla che va in avanti in direzione di Palmieri. Il tentativo di Cilfone, la sfera che rimane ancora lì, poi Severini e palla che sfila sul fondo sul rimessa laterale. Testaccio avanti per 3-0. Ora Martino verso Giuliani, Palmieri riesce a recuperarla ma solo per un momento, poi c'è un fallo, punizione, cartellino giallo anche per Alaimo, fallo su Severini. Code che ha bisogno di un gol, special modo dopo la vittoria nella partita delle 9:30 della Pisana Calcio a 8 che allunga in classifica. Da Cilfone a provare ad andare con il destro, 3 uomini in barriera per Boni, dicevamo. Code che ha bisogno assoluto di trovare il gol per entrare nel match, alla ricerca quantomeno di un punto per rimanere agganciata alla Pisana Calcio a 8. Battere questa punizione o Cilfone o Fagioli. Parte proprio Cilfone con il destro, palla però che si spenge alta. C'è da dire che il Code sta cercando la via del gol, ma è mancata un po' di precisione nelle conclusioni, specialmente dai calci di punizione. Sono stati 4 occasioni per gli uomini in maglia bianca che non sono state capitalizzate. Il Testaccio invece è stato freddo davanti a Rossi. Ora la palla lunga in direzione di Palmieri che prova a toccarla per Severini, non ci riesce. Ora Giuliani appoggia su Baldassare che si è spostato sulla destra, il numero 9 del Testaccio, di una doppietta, passaggio di scambio chiuso da Cilfone in scivolata, in rimessa laterale di cui si incaricherà la battuta Martino che va a giocare su Giuliani. Ora Giuliani prova a partire con il destro, palla che però termina fuori. Quindi Rossi su La Rosa che alza la testa e lancia a lungo in direzione di Palmieri che la mette giù di petto, prova a girarsi ma c'è l'ottimo rientro di Codignoli a soffiargli il pallone. Poi Martino va a giocare in avanti ma è recuperato ancora da Severini che va con il mancino, palla che si spenge sul fondo. Finora in questi primi minuti del secondo tempo, tutto il primo tempo, al Code è mancata la freddezza sotto porta, un po' di precisione. Sta caputo il Testaccio, la palla lunghissima di Boni in direzione di Giuliani che la mette giù di petto su T6. Ancora Giuliani prova a passare di forza su D'Astolfo che però è più forte di lui e gli porta via il pallone e fa ripartire il Code con Severini che lascia lì di tacco, però dove c'è solo Baldassarre che la può appoggiare a Codignoli
la pressione di due uomini, ma Codignoli comunque va a servire a Laimo senza alcuna difficoltà, che la riappoggia indietro su Perucca. Ancora Laimo in avanti, troppo lunga, però non la può prendere nessuno. Ora il palleggio, va in avanti il testaccio con Codignoli che prova la conclusione, la palla che torna sui piedi di Baldassarre, che prova un cross dove però c'è la Rosa a far buona guardia e a servire Cilfone, che può andare in avanti su Fagioli. Fagioli prova il destro, palla che però termina sul fondo, però è stata toccata, quindi no, sarà rimessa dal fondo per Boni, che va a giocare su il difensore. Prova a lanciare lungo Perucca, ribattuta la sfera da Fagioli e quindi sarà rimessa laterale ancora una volta per il testaccio calcio a 8. A batterla sarà Martino, va a giocare su Giuliani. Giuliani lancia lungo in direzione di Codignoli, c'è solo la Rosa però a far buona guardia, a servire indietro il suo portiere Rossi, che lancia lunghissima, mette giù Palmieri, riesce anche a girarsi Palmieri, conclusione però che finisce fuori, rimessa dal fondo. Ora con le mani sarà Boni ad andare in avanti verso Giuliani, che però si è fatto spazio con le mani troppo fallosamente. Punizione quindi per il Code, che è giocata sul numero 2 d'Astolfo. Palla ancora indietro verso d'Astolfo, che torna su Rossi. La Rosa, Cilfone pressato da Baldassarre, ma non riesce a controllare bene il pallone nel passaggio a causa del pressing da parte del numero 9. La palla allargata sulla sinistra, il cross al centro, sfera rimane lì, il conclusione di Codignoli che termina fuori di pochissimo. Sarà quindi rimessa dal fondo per Rossi, che va a giocare su d'Astolfo. La Rosa lungo in direzione di Palmieri, che ha commesso fallo. Punizione per Perucca, per il testaccio, che è avanti 3-0. Momentaneamente andrebbe al quarto posto in classifica, ha anticipato Baldassarre, poi è bravo Fagioli a tenerla in campo e a giocare sul Cilfone, che vela e va in avanti la sfera in direzione ancora di Cilfone dopo l'appoggio di Palmieri, e palla che termina fuori. Ennesima conclusione del Code, terminata fuori, recuperata ancora una volta da Aniello. C'è stato anche un fallo di Cilfone su Cilfone. Diciamo, Code che ha avuto tantissime occasioni per segnare un gol, un po' la sfortuna, un po' è mancata la freddezza e la precisione sotto porta, e il punteggio recita ancora 3-0 per il testaccio. Punizione, e a battere sarà Cilfone con 3 uomini in barriera per Boni. Ennesima punizione, ennesima volta è Cilfone con il destro, questa volta termina alta ancora una volta. Quindi a battere sarà Boni. In avanti verso Giuliani, palla che sfila, Rossi rischia la presa di mani fuori dall'area di rigore, battuta velocemente su Giuliani che segna il 4-0. Sorpresa la difesa del Code dalla battuta veloce della punizione da parte di T6. Per Giuliani è stato facilissimo a metterla in rete.
era Cilfone. Sulla destra Cod che ha bisogno di un gol, ha bisogno di trovare lucidità e precisione sotto porta. Rimessa laterale per Anello che va a giocare sulla rosa. D'Astolfo ha spazio per salire, palla al piede, poi cambia gioco verso Anello, passaggio sbagliato e rimessa laterale. Battuta lunga però, punizione, battuta lunga da Cotignoli, deve fischiare l'arbitro, non si può. Spostato il punto di battuta del calcio di punizione. Punizione battuta verso Martino sulla destra. Lancia lungo, Cilfone ci mette il piede ma non riesce però a controllarla. Ora Baldassara, Cilfone che lo pressa e gli soffia il pallone, poi commette anche fallo il numero 9 del Testaccio. Battere la punizione sarà Cilfone, la tocca su Anello che gliela riconsegna. Ora è il numero 3 del Cod, palla al piede, che va a giocare centralmente su D'Astolfo. Sale palla al piede il numero 2 del Cod, allarga sulla destra verso Mirko La Rosa, scambia con Severini, si alza il pallone, la va a giocare su Fagioli, la palla di controbalzo ribattuta dalla difesa del Testaccio. Sta difendendo in una maniera magistrale questa sera. Rimessa laterale di Anello, battuta su Severini, la mette giù e serve ancora Anello che prova un cross. È stato bravo Tisei a metterla fuori, a far partire il contropiede del Testaccio verso Baldassare. Baldassare con il mancino ci mette le mani rossi, ma la palla entra comunque in rete. Il terzo gol di Baldassare, il 5-0 del Testaccio. È arrivato il gol del 5-0 per il Testaccio. Adesso la partita in ghiaccio. Ora Cotignoli sulla destra, prova una conclusione deviata, calcio d'angolo per il Testaccio. Ora il Cod è sparito dal campo, ma mancano ancora 10 minuti circa. Il rischio di prendere un'imbarcata ben peggiore è alto. Il cross al centro verso Giuliani che colpisce il palo di testa da calcio d'angolo. Palla che torna indietro. Testaccio è andato vicinissimo al gol del 6-0. Palla lunga, ancora Giuliani, la lascia lì per Tisei che va con il destro. Questa volta Rossi riesce a pararla. Poi ancora Giuliani, palla che termina fuori. Hai ripiattuto te, sì. Lunga verso Palmieri che non riesce a controllarla e Boni la fa sua. Allora viene messo giù da Palmieri, punizione per il Testaccio. La punizione su Martino che va in avanti verso Giuliani, sfera che arriva nei piedi di Martino, rientrato in campo, regala una rimessa laterale al Cod, battuta da Cilfone verso Anello, cambia gioco verso Mirko La Rosa che prova a partire lanciando lungo verso Palmieri e prova a girarsi Palmieri, palla che termina nuovamente fuori. Martino verso Mirante che lancia lungo, troppo lungo, è difficile per Tisei controllarla, palla che termina fuori. Rimessa laterale sulla destra, prova a salire il Cod con l'Annata verso Anello, indietro su Cilfone, passaggio in direzione di Palmieri che prova a girarsi, chiuso dal rientro del difensore in calcio d'angolo, quindi angolo
Per il COD Battolo è Cilfone, battuta bassa su Anello, il passaggio di torno verso Cilfone, il cross ancora al centro, ci mette la testa Perucca, poi Cilfone va più in alto di tutti di testa, ma serve comunque un giocatore del testaccio con Giuliani che ha fatto partire T6 sulla sinistra, chiuso fallosamente, punizione, cartellino giallo. Quindi punizione per il testaccio, avanti di 5-0, ormai ha messo la partita in ghiaccio, ha messo anche probabilmente i 3 punti costretto a uscire momentaneamente T6. A battere la punizione sarà Giuliani che va con il destro, una serie di ribattute, la sfera che rimane lì, poi la mette fuori il difensore del COD. D'Astolfo, cambio di gioco, c'è la chiusura tempestiva da parte di Alaimo che va a giocare indietro su Codignoli, poi Boni lancia lungo in direzione di Codignoli, l'altro numero 7 fallosamente, è punizione ancora una volta per il testaccio, avanti 5-0, ricordiamo. Perucca lungo in direzione di Giuliani, ci mette il piede d'Astolfo, ha commesso fallo Giuliani, quindi sarà punizione per il COD. Anello su Cilfone, prova a pensare a un momento da liberare il destro, poi è Fagioli a tentare la conclusione, Palmieri non riesce ad arrivarci, Boni la fa sua facilmente in presa bassa e va a giocare sulla sinistra. La palla verso Codignoli che lancia lungo in direzione di Mirante, però giocherà indirizzato a Rossi che ha giocato su D'Astolfo. Anello, Cilfone lunga su Fagioli che la tocca ma c'è Martino, poi Codignoli, ora Mirante può partire sulla destra, si porta la sfera sul mancino per servire Giuliani, passaggio leggermente arretrato che termina sul fondo. Cilfone prova a salire, palla al piede, va a giocare su Anello, chiuso Anello, rimessa laterale battuta ancora una volta su Cilfone, D'Astolfo, Anello, la pressione di Giuliani che non riesce, e ancora Cilfone, Anello, Cilfone, uno dei pochi giocatori del COD a salvarsi da questa disfatta, questa pesantissima disfatta dopo lo 0-0 ottenuto in casa della Golbet grazie a una grande difesa. COD che è uno dei migliori attacchi della Serie A, che non è riuscito comunque a trovare la via del gol. Ora Boni va a giocare su Martino, va in avanti verso Mirante, spazio per girarsi e può servire Alaimo che prova il passaggio verso Cilfone che non riesce, poi recupera il pallone il numero 8 Simone Starace, ancora Starace in avanti su Martino, palla sulla sinistra, Martino prova addirittura una conclusione in porta, era Mirante quella che termina fuori. Ancora recuperato il pallone da Mirante che entra in area di rigore, Mirante fa 6-0 sfruttando l'errore difensivo del COD. Pesantissima la disfatta all'orizzonte per il COD che aveva l'occasione di rimanere attaccata al duo di testa, ma si è fatta sopraffare dall'attacco del testaccio che ora
in avanti da Stolfo in direzione di Palmieri, esce Perucca e può servire Baldassarre che scambia con Starace, ancora Simone Starace, non riesce nel controllo, Anello gliela soffia. Mirko La Rosa chiuso fallosamente, punizione battuta subito su Cilfone. Va in avanti verso Palmieri, ancora Cilfone. Cilfone va con il mancino, palla ribattuta che termina in rimessa laterale sulla tre quarti difensiva degli uomini in maglia bianca, battuta da D'Astolfo sulla Rosa, ancora indietro per D'Astolfo, Anello. Cilfone riesce a mantenere il possesso del pallone, a saltare Mirante, servire Anello sulla sinistra, passaggio verso Palmieri, ancora Cilfone, con il destro Cilfone, gol probabilmente della bandiera del COD, ma un bel gol, una bella conclusione di destro di Cilfone per il 6-1. Trovato alla fine la via del gol il COD con Cilfone, uno dei migliori in campo, come abbiamo già detto, dei padroni di casa in questa serata completamente da dimenticare. Ora la palla lunga verso Baldassarre, sulla destra Baldassarre fa una finta, prova a servire Simone Starace, non riesce però ad arrivare il pallone. D'Astolfo su Anello, COD che prova comunque a onorare il match, magari cercando di segnare un altro gol. Ora Cilfone va con il destro, palla che termina fuori di poco. Boni, lungo su Baldassarre che la mette giù di petto, va a giocare all'indietro su Martino, la palla su Perucca, ancora Perucca a lungo verso Baldassarre, c'è Anello dietro Baldassarre, riesce a partire in velocità, Anello ci mette il corpo, commette anche fallo il numero 9 del Testaccio, battuta velocemente la punizione, La Rosa lascia la palla sulla destra in direzione all'Anatà che prova a partire, c'è Mirante in chiusura, ancora l'Annatà, riesce a servire Palmieri che appoggia sul Cilfone, prova a entrare in area di rigore Cilfone, Boni si oppone con una bellissima parata. Conclusione comunque centrale, ora calcio d'angolo di Anello in direzione di Palmieri, l'ha messa fuori Perucca, in rimessa laterale. Sarà lo stesso numero 10 Anello a batterla in direzione di Cilfone che riappoggia il pallone sul suo compagno. L'ultimo a toccarla è l'uomo in maglia bianca del COD, quindi è rimessa laterale per il Testaccio. Tutta su Perucca. Va a lungo in direzione di Baldassarre, ci mette la testa da Stolfo, poi Starace a controllare il pallone, a tornare indietro. Perucca sulla sinistra Alaimo verso Codignoli su Giuliani che va a liberare il mancino, palla che termina fuori. Battuta sulla Rosa, ora Cilfone indietro ancora per La Rosa, lancio lunghissimo da dimenticare, termina direttamente in rimessa dal fondo quando mancano ormai pochissimi minuti al termine del match. Martino sbaglia la misura del passaggio in direzione di Baldassarre, rimessa laterale per il COD, battuta su Cilfone che riesce a saltare un uomo, andare a giocare in avanti verso Fagioli che però è chiuso, può partire il contropiede di Starace. Baldassarre gli rimane sotto il pallone, non riesce nel cross in direzione di Giuliani, può partire da Stolfo. Ultimo rientro difensivo comunque di Baldassarre, ora Cilfone che va a liberare il destro, palla che si spenge alta sul fondo. Martino, Boni. Ora il possesso palla del Testaccio, chiuso fallosamente dall'Annatà, quindi è punizione
per Perucca, che la va a giocare su Starace. Ora Alaimo verso Baldassarre, che vede sulla destra Martino che è partito a tutta velocità. Martino, la conclusione di Martino e il 7-1 del Testaccio, un diagonale imprendibile per Rossi, quando arriva anche il triplice fischio del match. Una pesante disfatta per il COD, che perde 7-1 contro il Testaccio e perde anche l'occasione di rimanere agganciata al treno delle prime due, mentre il Testaccio si rilancia nella classifica andando a agganciare il Gem e il Cotton.